conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calciolecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Buongiorno a tutti amici di LCN Warm Up. Manca poco a Natale, ma manca pochissimo soprattutto a una nuova partita della Calciolecco 1912, motivo per cui siamo di nuovo qui nel nostro studio per accompagnarvi a un nuovo appuntamento, un'altra giornata importante di campionato. Ormai siamo già alla 18ª, quindi ci stiamo avviando sempre più velocemente verso la fine del girone di andata e comunque dell'anno solare, ovviamente, che però prima di concludersi presenterà al Lecco un altro impegno, quello con il Sud in casa. Ma prima concentriamoci su quella che sarà la gara di domani, perché il Lecco domani sarà ospite allo stadio Penso del Venezia, quindi una partita molto importante, difficile, che si preannuncia difficile già in partenza, vista comunque la grande differenza tra le due squadre a livello di composizione, di rosa, di obiettivi anche, ma comunque il Lecco arriva a questo appuntamento in una situazione non troppo diversa dal Venezia. Il motivo è presto detto, perché il Lecco purtroppo è reduce da una brutta sconfitta in casa contro la Ternana in un pomeriggio che ha dato l'impressione di essere a due volti, perché se il primo tempo del Lecco è stato incredibile, forse il migliore in assoluto di questa stagione, il secondo è stato veramente un incubo a occhi aperti, perché il Lecco in vantaggio di 2 gol è riuscito a farsi rimontare perdendo poi 3-2 appunto. Ma anche il Venezia comunque arriva da 2 sconfitte consecutive, come il Lecco appunto, che prima aveva anche perso a Genova contro la Sampdoria. Quindi 2 squadre che, ripeto, per quanto abbiano ambizioni, obiettivi diversi, arrivano a questa sfida in un momento non troppo diverso, almeno appunto a livello di risultati. Per quanto riguarda il Lecco, le notizie dal punto di vista della rosa sono buone, perché semplicemente perché gli uomini a disposizione di mister Bonazzoli e Malgrati non hanno particolari problemi a livello fisico, sono pressoché tutti a disposizione, anche Guglielmotti è rientrato, anche Melgrati già lo era la scorsa settimana, anche se poi non è sceso in campo. L'unica probabile defezione, anche se il giocatore dovrebbe partire con la squadra, potrebbe essere quella di Di Stefano, che nei giorni scorsi ha avuto un po' di influenza, quindi non è riuscito ad allenarsi come avrebbero voluto i suoi allenatori, ma è tornato al lavoro ieri e poi oggi mattinata nell'allenamento di rifinitura, e quindi difficilmente potrà essere arruolabile, o magari comunque non dal primo minuto, ecco. Però al di là di queste situazioni, appunto, il Lecco arriva con tutta la rosa sostanzialmente al completo, e soprattutto, almeno a giudicare dalle parole in conferenza stampa di mister Bonazzoli, con tanta rabbia e tanta voglia di riscatto, perché il Lecco deve dimostrare, e possibilmente deve farlo fin da subito, che non è la squadra vista settimana scorsa in casa contro la Ternana, una squadra che si sfalda di fronte alle difficoltà, che non riesce più a reagire, che crolla anche a livello mentale, ma è la squadra che invece ha dimostrato più e più volte di poter essere tranquillamente competitiva in questo campionato, di poter mettere in difficoltà anche le big e di poter dire la sua, quindi sono tanti gli stimoli per andare domani allo Stadio Penso a fare una bella partita, anche perché poi appunto, come già vi anticipavo, si tornerà subito in campo nel giorno di Santo Stefano contro il Südtirol per un'altra gara che potrebbe essere comunque un altro crocevia importante per chiudere l'anno solare nel migliore dei modi.
Tornando un attimo però alla partita di domani, secondo quanto riferito dal tecnico in conferenza stampa, il Lecco non dovrebbe scendere in campo con particolari cambiamenti rispetto al solito, almeno non nel modulo, che sarà probabilmente ancora il solito 4-3-3. Potrebbe però vedersi magari qualche volto nuovo, nel senso chiaramente tra quelli a disposizione, quindi potrebbe esserci magari qualche cambiamento anche per dare un po' più di fiato a qualche giocatore che comunque ha speso tanto negli ultimi tempi. Tornando però anche a quella che è stata appunto la brutta sconfitta di settimana scorsa, secondo Bonazzoli la squadra ormai l'ha assorbita al meglio, non ci saranno quindi importanti strascichi, comunque ripercussioni significative sulla partita di domani, perché tutta la squadra comunque si è allenata bene in settimana, non ha avuto appunto nessun tipo di problema. Evidentemente quello che è successo tra un tempo e l'altro settimana scorsa allo stadio Riga Monticeppi è stato assimilato ed è stato visto anche come una lezione, comunque un modo per imparare, per crescere, per non ripetere più chiaramente gli stessi errori, anche perché poi il periodo comunque che stiamo vivendo è importante da tanti punti di vista, perché alla fine dell'anno, anzi all'inizio del 2024, prenderà il via anche la sessione di calciomercato invernale, quindi sapete che ogni anno ci sono comunque dei cambiamenti inevitabili poi durante questa fase, magari qualche giocatore andrà via, qualcun altro arriverà, ma questo non, secondo il mister Bonazzoli, non è un motivo di preoccupazione, ma neanche di troppe ansie appunto in casa Lecco, perché tutti i giocatori sono solo concentrati sul campo. È vero, qualcuno partirà, ma tutti al momento stanno pensando solo al Lecco, quindi senza distrazioni. Però appunto diciamo la partita di settimana scorsa sicuramente non va ripetuta, e ne ha parlato anche il mister in conferenza stampa, spiegando come appunto anche lo stesso Agostinelli, che inevitabilmente è stato ritenuto un po' il responsabile di 2 gol presi dal Lecco, abbia tranquillamente assorbito la botta, diciamo, e sia pronto a ripartire, a mettersi a disposizione della squadra se ci sarà bisogno di lui. Quindi nessun problema da questo punto di vista, né per lui né per gli altri ragazzi. Ve lo faccio sentire direttamente dal mister. Sia lui che la squadra l'hanno assorbita bene. È un fattore, un momento di crescita sia per il ragazzo che per la squadra. L'hanno superata bene, si è lavorato per far sì che questi cali non ci siano più. Ripeto, fattori di maturazione per tutti, fattori di crescita, per momenti che verranno dove dovremmo essere bravi a superarli, momenti di difficoltà dovremmo essere bravi a superarli. La squadra si è allenata bene di settimana per fare una grande partita con Venezia. Voglia di riscatto, voglia di rivalsa. Si è visto questo in settimana, hanno lavorato ancora di più i ragazzi per essere sempre sul pezzo. Quindi non vedo strascichi negativi per quanto riguarda la partita quadernale. Bisogna superarli i momenti negativi e come gruppo l'hanno fatto benissimo. Quindi... Bene, quindi avete sentito le parole di mister Emiliano Bonazzoli in conferenza stampa. Concentriamoci ora invece un attimo sul Venezia. Come vi dicevo, la squadra lagunare è reduce da 2 sconfitte consecutive, l'ultima contro il Südtirol, mentre quella precedente era stata quella con la Cremonese, quindi 2 squadre diverse. Col Südtirol è arrivata una sconfitta per 2-3, ma nonostante questo comunque il Venezia è riuscito a mantenersi al secondo posto della classifica di Serie B, quindi una posizione ottima assolutamente, e
e con comunque 33 punti all'attivo contro i 16 del Lecco, quindi può bastare anche questo dato numerico per farvi capire un po' la differenza tra le due squadre. Ma comunque la partita di domani sarà da vivere, perché avete visto, ricorderete bene che quest'anno il Lecco ha saputo comunque mettere in difficoltà anche squadre importanti, il Parma, il Palermo, il Pisa, quindi tutte squadre con ambizioni, obiettivi diversi, quindi il Venezia sa che dovrà stare attento, perché diciamo il Lecco andrà con tanta voglia di riscatto, tanta rabbia allo Stadio Penso. Lo sa anche mister Paolo Vanoli, che non ha parlato, almeno per il momento in cui stiamo registrando, in conferenza stampa, ma nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante un momento conviviale prenatalizio, e ha sottolineato come sia importante per la sua squadra continuare in un momento che lui comunque ha definito ancora positivo, perché, ripeto, la posizione in classifica della squadra parla da sé, e sarà importante fare un regalo di Natale ai tifosi, quello che in realtà anche il Lecco vuole fare ai propri, quindi sarà sicuramente una partita interessante. Il Venezia è alle prese, a differenza del Lecco, con qualche defezione di troppo a livello di uomini, ma la buona notizia degli ultimi giorni per la squadra appunto di Vanoli è il ritorno di Poyampalo, quindi un giocatore molto importante, un attaccante forte, grande esperienza, che non sappiamo ancora se potrà essere a disposizione dal primo minuto, ma con tutta probabilità rientrerà nella lista dei convocati, e quindi sarà comunque un'arma in più importante per la squadra lagunare domani nel match delle 14. Ma per farvi capire un po' meglio qual è la situazione in casa Venezia, darei la parola ora al collega Davide Marchiol, che si è reso disponibile a raccontarmi un po' quella che è appunto la situazione, lo stato di forma della squadra e anche la probabile formazione. Quindi vi faccio sentire tutto da lui, che sicuramente è molto più conosce molto meglio la situazione di me, quindi lascio la parola a Davide per questo intervento. Ciao a tutti amici di LCN Sport, innanzitutto grazie per l'invito. In casa Venezia sicuramente c'è un po' di amarezza per quello che è forse il primo momento negativo in casa arancio-nero-verde dopo un avvio di stagione, diciamo, oltre ogni più rosea aspettativa, perché chiaramente il Venezia partiva da una base molto buona costruita l'anno scorso grazie al lavoro portato da Antonelli e Vanoli, che hanno permesso ai lagunari di risollevarsi da una situazione molto complicata che li vedeva in lotta per la retrocessione, fino ad arrivare addirittura all'8° posto, che è valido per i playoff. Quest'anno il Venezia si pone come obiettivo in primis quello di migliorare l'8° posto della passata stagione, ed è chiaro che quindi lottare in questo momento per la promozione diretta è qualcosa che va oltre le ambizioni iniziali, però sicuramente Vanoli è ambizioso, ci sono tanti giovani affamati e giocatori esperti che comunque hanno fame di vittorie, e quindi si vuole comunque lottare per cercare di mantenere la posizione più che nobile in cui ora è il Venezia. È chiaro che non sarà semplicissimo, perché in Serie B appena abbassi i ritmi la sconfitta è sempre dietro l'angolo indipendentemente dall'avversario, e col Südtirol forse, ecco, il Venezia un po' ha imparato sulla sua pelle questa lezione. Si vuole ripartire ovviamente già dalla gara contro il Lecco, poi subito dopo ci sarà un'altra sfida in trasferta contro la Feralpi, quindi 2 gare sulla carta abbordabili, ma che comunque presentano molte insidie, perché appunto è un Venezia che a ritmi bassi può fare fatica, magari se si trova contro un avversario bravo a chiudersi, l'episodio è negativo. In questo momento il Venezia magari paga un po' a livello mentale qualcosina, forse anche un po' di opacità, ecco, data dall'aver corso così tanto per diverse partite. Per quanto riguarda la probabile formazione, può esserci come novità il rientro di Joel Poyampalo, che con la qualità che può portare è sicuramente un elemento fondamentale in questa squadra. Non ci dovrebbero essere per resto grosse modifiche, quindi un 4-3-3 con Bertinato in porta, Ioronen ancora infortunato, Candela in difesa, rientra Altare dalla squalifica, Modolo e Zampano. A centrocampo ballottaggio tra Jair ed Ellerson per una maglietta da titolare, con Buse e Tesman. Davanti Johnson e Pierini, in appoggio a uno tra Ghitkier e Poyampalo. Sarà il grande dilemma probabilmente fino almeno alla conferenza stampa, o addirittura al fischio di inizio, perché con il finlandese chiaramente Vanoli può proporre anche un tipo di gioco diverso. Con l'ex Monza, che comunque ha fatto una doppietta anche contro il Südtirol ed è un momento iper positivo, chiaramente servono 2 giocatori come Johnson e Pierini a supporto. Con questo è tutto e ci vediamo per il girone di ritorno. Chi va alla ricerca della purezza,
chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Bene, quindi avete sentito un po' qual è la situazione del Venezia alla vigilia di questo match importante. Tra l'altro quello di domani sarà il 47esimo incontro tra Lecco e Venezia, perché le due squadre hanno comunque una storia significativa, degna di nota, con 46 precedenti in totale, di cui 14 vittorie per il Lecco, 16 pareggi e 16 sconfitte, quindi un bilancio tutto sommato in equilibrio, con il Lecco che tra l'altro ha saputo segnare 47 gol e ne ha subiti 44, quindi diciamo numeri che ci aiutano un po' a entrare ancora di più in questo match, nell'attesa di questo match, che tra l'altro volevo anche sottolineare potrebbe, diciamo, portare in dote al Lecco un bel regalo, non solo di Natale, perché ormai manca pochissimo alla una delle feste più attese dell'anno, ma anche un regalo di compleanno, perché proprio oggi 22 dicembre il Lecco festeggia il 111° anno della sua storia, della sua fondazione. Quindi un'altra ricorrenza importante che il Lecco cercherà di onorare al meglio in questa partita, comunque dai tanti significati, anche perché no, per fare un regalo al patron Paolo Leonardo Di Nunno, che sapete è reduce da un altro ricovero in ospedale, dovrebbe essere ormai dimesso a breve appunto dall'ospedale Niguarda di Milano. Quindi ci sono davvero tanti motivi per il Lecco per provare a fare un'impresa allo Stadio Penso, provare a regalarsi anche un Natale sereno prima poi di tornare in campo nel giorno di Santo Stefano. Quindi ora vi lascio con un ultimo spot e poi ci ritroviamo qui per le probabili formazioni. Sapete che ve le proponiamo sempre, abbiamo cercato anche oggi di portarvi questo contributo per accompagnarvi alla sfida di domani. Canto Feeling Experience è il sushi gourmet che stavi aspettando, dove tradizione e creatività si uniscono per dar vita a un'esplosione di sapori unici. I nostri ristoranti offrono una formula open sushi con una selezione di prelibatezze che vi faranno innamorare della cucina giapponese. Un'esperienza autentica e indimenticabile, dove ogni piatto combina ingredienti di altissima qualità e abbinamenti ricercati. Vieni a trovarci a Lecco in via Col di Lana 6, telefono 0341 50 38 12. E a Colico in via Nazionale 130, telefono 0341 59 16 25, canto.it. Bene, quindi chiudiamo anche oggi questo appuntamento presentandovi quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domani alle 14. Come vi dicevo prima, il Venezia dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Bertinato in porta, difesa con Candela, Modolo, Altare e Zampano, Busio, Tesman e Iaialo a centrocampo, Pierini, Gitkier e Johnson in attacco, con Gitkier che diamo per favorito su Po Giampaolo, che vi abbiamo citato prima, proprio perché il finlandese dovrebbe tornare a disposizione, ma difficilmente potrà essere della gara dal primo minuto, quindi la sensazione è che possa essere favorito il suo compagno. Per quanto riguarda il Lecco, ovviamente il modulo, lo sapete ormai, è il solito, il 4-3-3, in porta dovrebbe tornare Melgrati, anche se diciamo resta un po' in ballottaggio perché sappiamo che non è forse ancora al 100%, quindi vedremo domani su chi ricadrà la scelta. Difesa proponiamo Lemmens, Seliak, Marrone, Caporale, quindi secondo noi potrebbe esserci spazio ancora per Marrone e per Lemmens, poi capirete anche perché. Ionita, Sessanti e Crociata a centrocampo, Lepore, Novakovic e Buso in attacco, quindi con l'eventuale schieramento dal primo minuto di Lepore sarà Lemmens eventualmente a prendere il posto nei 4 del reparto difensivo. Quindi queste secondo noi sono le possibili scelte dai due allenatori, ma ovviamente sapremo tutto domani. Noi saremo qui ovviamente a raccontarvi la partita con LCN Stadio in diretta dalle 14, qualche minuto prima ovviamente, per accompagnarvi nell'attesa con i collegamenti dallo stadio dei nostri inviati. Poi vi racconteremo appunto tutta la partita e torneremo infine con LCN After Match con tutti i commenti, le analisi di quello che sarà successo e per proiettarci già alla partita successiva.
anche perché inizio ad anticiparvi che il giorno di Natale non saremo qui con LCN Warm Up, ma non vi faremo assolutamente mancare l'attesa della partita con il Südtirol, perché vi proporremo tutto quello che ci sarà da sapere, quindi con il post partita in realtà di appunto Venezia-Lecco, e poi con l'avvicinamento al match successivo, quindi vedremo se dallo stadio Riga Monticeppe arriverà qualche dichiarazione di Bonazzoli, dei suoi collaboratori, per accompagnarvi a questo match. Ma poi vi anticipo già che ovviamente, oltre a seguire con voi in diretta Lecco Südtirol e proporvi poi LCN after match, saremo qui per uno speciale, quindi una puntata molto importante che vi invito fin da ora a seguire, di LCN Warm Up, che vuole riassumere tutto quello che è stato l'anno solare del Lecco, un anno che comunque andrà a finire, rimarrà sempre nella storia e sarà davvero straordinario. Quindi ve lo anticipo già, mi raccomando, seguiteci, non mancate, perché avremo ancora tanti contenuti per chiudere l'anno insieme a voi. Quindi per oggi vi ringrazio, vi do appuntamento ancora a domani per Venezia Lecco, vi saluto e forza Lecco sempre.